Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Napolitan Power Podcast. Oggi abbiamo ragazzi e ragazze un ospite davvero d'eccezione, un musicista, un session man, un didatta, un batterista che veramente ha fatto la storia del Napoles Power, del Napolitan Power. Non mi dilungo in ulteriore presentazione, ecco a voi Freddy Malfi. Buongiorno Freddy, benvenuto. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Come stai? Tutto bene oggi? Tutto a posto. Cosa stavi facendo? In che cosa ti Ho interrompo? finito di fare una lezione perché il mercoledì c'ho solo lezioni di mattina fino a quest'ora Mm. e poi oggi mi dedico ad altre cose, appuntamenti con i manager e cose varie, insomma. Benissimo, Freddy. Prima domanda per te, dai. Ehm, Mi racconti che cos'è per te il Napolitan Power? Cioè, se tu dovessi dare una definizione di Napolitan Power, visto che siamo sul Napolitan Power podcast, che vuol dire Napolitan Power? Napolitan Power proprio per me è un movimento musicale perché è nato grazie ai vari personaggi come James, hanno fatto la rivoluzione della musica diciamo in Campania. Sì. Lui veniva già dall'esperienza dei showman, Mhm. perché tutto ciò? Perché sia lui che Mario Musella, il cantante, erano figli di americani, Mm. lui di un afroamericano e invece Mario di un indiano, Sì, due soldati, insomma, un Cherokee. sappiamo la storia della guerra, insomma, del 45. Sì. Infatti erano nati tutti e due, solo che James abitava a Miano e a pochi metri, cioè 500-600, ma nemmeno un chilometro, abitava Mario a Piscinola, che è Mm. una zona più alta di Miano. Insomma, questi stavano nella stessa zona, si sono incontrati, hanno fatto gli showman e poi ecco quel sound che loro hanno dato agli showman, che loro venivano dai night club, Sì. cioè ha fatto i night club con i quattro pure con altri personaggi che facevano i night club in tutta Italia. Infatti lui suonava a Rimini, Riccione all'epoca. Il lavoro, oggi si parla di tournée, ma il vero lavoro dell'epoca era, a meno che tu non eri un nome, Mm. era suonare nei night club. Non c'erano le discoteche, quindi la gente andava nei night club. E tu tipo ti ricordi qualche nome di questi night, di questi locali, come si chiamavano? Come no, ce ne stavano tanti, li ho fatti pure io. Mm. Allora, se parliamo di andare fuori a, a Rimini, Riccione, ce n'erano tanti che No, ma a poi... Napoli, soprattutto mi interessa No, a nella zona di Napoli, Napoli. io, ecco, per esempio, a Napoli loro non è che facevano tanto i locali, facevano più fuori, Ho capito. perché all'epoca gli showman vinsero il Cantagiro, Sì. che era per mesi interi giravano l'Italia e venivano premiati dal pubblico e cose varie e loro erano sempre i primi, sono stati i primi non so per quanto tempo. Infatti vendettero 1 milione di copie, solo che il brano che portavano, che era Un'ora sola ti vorrei, Sì. è un brano che già era stato creato, non era il loro. Era una Loro cover. erano gli esecutori. Vabbè, ma tornando ai locali, ecco, la Politan Power. Io ho suonato per 6 anni tutte le sere, dal Mhm. 79 all'85, nel Moulin Rouge di Napoli, che prendeva il nome dal grande Moulin Rouge di Parigi. Ma ecco, a Napoli i locali erano il Moulin Rouge, il San Francisco, il Bataclan, Mm. il New York, il Number One. Ecco, questi erano il Marocco. Questi erano i locali perché stavamo nei dintorni, si trovavano nei dintorni del porto. Quindi Perché questi quando locali arrivava erano la frequentati da americani, venivano i soldati. sì, ora
si chiamavano proprio i locali americani. Mm. Quello era proprio il lavoro. Io sono stato 6 anni, infatti i contributi me li sono trovati proprio per questo. Ah, bene, quindi si lavora Lavorare tutte le sere. seriamente. Con i Allora, contributi, che tutto. cosa succedeva? Che tu, la cosa bella è che in questi locali suonavano, non potevi provare. Quando se ne andava un elemento di un gruppo, Eh. quello che rientrava doveva conoscere tutto il repertorio. Questa era la cosa bella. E il repertorio, che cosa si suonava in questi locali? Allora, poiché gli americani venivano dalle 8:30, 9 Mm. fino a mezzanotte, su per giù la mezza. Logicamente in questi locali c'erano le entrenuse, no? Eh, Le signorine di intrattenimento sì. che facevano consumare champagne, birra, quello che era, e prendevano le percentuali sulla vendita. Mm. E poi dopo la mezzanotte, giustamente veniva il pubblico notturno napoletano. Mm. Quindi noi suonavamo dalle 9 fino alle 4 del mattino. Insomma, quando fai una gavetta del genere, Immagino, sì. ricordando Peppe Vessicchio, che è scomparso da poco, Peppe diceva a me: tu a voglia di studiare, il vero studio l'hai fatto in quei 6 anni, Sì. perché noi partivamo suonando dei pezzi, le Frick, le Chic, Al Jarreau, Gino Vannelli, Tom Jones, Frank Sinatra, non ti dico tu quanti altri artisti, James Brown, e poi dopo a mezzanotte c'era il proprietario di questo locale, che ricordo con affetto, Sasà Marrazzi, che non c'è più, che si faceva una mezz'ora di canzoni classiche napoletane di Sergio Bruni, Quindi quindi partendo da Carmela in poi, e questo pubblico che lo ascoltava e consumava champagne e cose varie, insomma, quindi noi passavamo E tu quanti da un anni genere all'altro. avevi in questa fase? Cioè, a che età hai iniziato a lavorare in questo tipo di Io situazione? ho iniziato a lavorare nel 79. Prima venivo da alcune esperienze all'estero, dove ho suonato a Tunisi, all'Hilton Hotel. Avevo un gruppo, eravamo 4 di noi da tanti anni Mm. e abbiamo lavorato qui alla Villa Comunale. Prima in estate si facevano giugno, luglio e agosto fuori la villa, tutte le sere, sempre dalle 6 a mezzanotte, non era mai ore, insomma, a fatica. 7-8 ore, 6 ore, insomma. E, e avevo 20, 24, 25 anni. Mm. Allora, al Moulin Rouge sono entrato nel 79, io sono del 53, fatto un momento ne 26 anni. Ah, ok, quindi comunque già eri No, grande. ma allora io non studiavo. Mm. Io allora non c'era la cultura dello studio, c'era la cultura di imparare i pezzi dai dischi. Vabbè, che poi è è Era una un grande grande scuola. studio di air training, proprio Sì. dell'allenamento dell'orecchio. E tu E quindi hai dovevo imparato la batteria così, imparare da bene. autodidatta, attraverso i Sì, dischi, autodidatta. Poi, poiché giù a questi locali suonavano personaggi, per esempio, quando sono entrato al Moulin Rouge, a parte il cantante che non c'è più, eh, Tonino Petrillo, Mm. aveva un soprannome un po' strano, però sai, nelle città le cose lo chiamavano Manamuzza, Ah, purtroppo perché aveva un braccio offeso dalla poliomelite, ok, ok. ma è stato uno dei più grandi cantanti che ho conosciuto. Cioè lui conosceva più di 10.000, 15.000 canzoni senza mai prendere un foglio, perché lui doveva accontentare gli americani, gli italiani, i napolitani, cantava di tutto. È Mm. stata una delle più grandi culture musicali che ho avuto proprio in quel periodo. Quindi tu sei partito da questa esperienza, poi però hai iniziato a studiare in maniera Ho accademica. studiato proprio perché non andando più all'estero, Mm. la cosa bella fu che c'era questo mio amico Peppe Miele, vivo, fino a oggi non me ne ha tutto. Salutiamolo, Mi Peppe. sembra- Come stai? Tutto bene, Peppe? Non so se suona più, però Eh, lui suonava al Moulin Rouge. Io andai
E un amico mio che suonava il basso disse: ma perché non te ne vieni? Non voglio girare più perché facevo il nord Italia, i locali della Tunisia, Sondrio, insomma, Cioè, già Alessandria, suonavi alla grande, Torino, giravi. però sì, però faceva la vita dell'emigrante, Eh, perché stivo là, ma non stavi, sai, non avevi gli amici, gli unici amici eravamo noi 3-4 musicisti, insomma. A prescindere da ciò, la cosa fu che andando al Moulin Rouge mi accorsi che avevo 50 problemi, mm, perché mo, tornando a Peppe Miele, io tutte le sere andavo lì sperando che il batterista se ne andasse, perché dicevo a questo amico: vienimi a trovare, io sono il basso in questo gruppo. Quello molte volte se ne vanno i musicisti, fatti vedere. eh, E mi presentò proprio a Tonino. Tonino disse: guarda, se per caso se ne vuoi batterista, noi ti chiamiamo. La cosa bella è che io ebbi una proposta per andare sulle navi, mm. quindi io non volevo partire più. Andai da Peppe, il batterista, e disse: ma a te ti interessa? Lui disse: come no, io non mi fido di stare qua, tanto non tengo famiglia e cose. Io già avevo famiglia. Quindi lui disse: ok, vado io. Lui partì per sulle navi e io entrai al Moulin Rouge. Ma già dopo pochi giorni non volevano cacciare. Perché? Perché? Perché pensa che all'epoca c'era Massimo Volpe, il pianista dell'orchestra italiana. Sì. Poi c'era George Pierce al basso, che era un grande bassista, purtroppo non c'è sta più, ma è tutta gente molto più grande di me. Sì, che Cioè, leggevano, qual era il gap? Che loro leggevano, qual era il problema? no, il problema è che loro avevano una cultura musicale, sai, io sempre suonando con le stesse persone, Mm, eh, girando fuori, rimanevamo per quello che era il lavoro in se stesso della musica, quello che ci serviva al momento, ho ma capito, non avevo una cultura. Poi io non sapevo che la batteria si studiasse, in che senso? Non c'era la cultura. ho Io capito. sapevo solo che se andavi al conservatorio, perché in famiglia si diceva: ma se vuoi fare musica perché non vai al conservatorio? Ma io mi dicevo: no, ma a casa studio rullante. Non Giustamente c'era, non c'era la batteria al no, conservatorio, non c'era la batteria. batteria E io mi rock. interessa sta roba. Quindi finché un giorno cambiavano sempre musicisti, ci stava Adriano Pennino, Sì, conosciamo Adriano. sì, sì. Adriano venne a suonare giù. Una sera scese un suo amico. Devi sapere che ci venivano a trovare un sacco di musicisti. Ma in questo stavo pensando, era una jam session eterna a sti locali, No, no, jam session relativa. cioè Tu venivano, lavorare e basta. Ma se veniva un amico che suonava, si faceva il pezzo. devo fare un pari pezzo Bene, perché già sta fine qua, approfitto per bere, per gli indommagli, dammi una mano. cose fisiologiche pure. Bellissimo. E quindi scese questo un amico di Adriano, un ragazzotto con gli occhiali, diciottenne, io ne tenevo 26, e disse a Adriano: gli vuoi far fare un paio di pezzi? Cioè, vieni a capire. Incominciò a suonare, ma tenevo un'eleganza. Lui Mm. si chiama Maurizio Pollice, e per gli amici Maurizio Zuccherone, che era un poco cicciottino. Comunque io lo sentii e rimasi così. Dice: ma no, ma sto guaglione fa paura. Una eleganza, un suono pulito, sai. E io dissi: ma no, ma tu fai paura, ma sei bravissimo. E lui disse: ma io studio. Mm. Ah, ho detto: tu studi. Era di venerdì sera. E lui disse: sì, io studio al liceo musicale Marciano, che era un liceo privato, Sì. sotto la galleria a Santa Brigida a Napoli col maestro Scotti. Dicetti: no, ma io tu mi hai portato. E disse lui: io domani mattina alle 8, che era venerdì sera, o sabato e mattina, andavo a fare lezione. Comunque così è nato che io sono andato. E Oh, Scotti sarebbe Walter Scotti. sì, Walter Scotti, che è stato il mio maestro e non Mm. solo,
di molti altri. Ma infatti io mi sono informato perché ho visto che era percussionista a San Carlo, giusto E questo maestro? Quindi era un maestro classico. insegnava batteria Eh. in questa scuola privata, Marciano, E diciamo, ho questo. visto che tutta la generazione tua, perché ho visto anche altri nomi che hanno studiato con lui. Sì, nella mia classe c'erano la buonanima di Alberto Danna, Esatto. Salvatore Tranchini che Eh, insegna al conservatorio, sì. Claudio Romano. Quindi te, cioè una classe di fuoco, c'aveva questo Sì, sì, maestro. sì. Eh, Infatti, ma pure Maurizio De Lazzaretti ha studiato con Walter. mm. Veniva da Lecce a fare rullante. E questo maestro era romano di origini, Sì, non era lui era napoletano. di nascita, ma Mm. ormai stava da tanti anni. Infatti, lui è la buonanima di Antonio Golino, il padre di Alfredo, Sì. proprio amici, amici, amici. Mm. Infatti, Walter era un didatta, Antonio Golino era un istintivo jazzista. Ho capito. Infatti, E- diceva Walter che quando uscivano, Golino si portava sempre in bacchetta a rete a sacca. mm. Quando ci voleva far sentire qualcosa, si metteva a spiegare, Walter si metteva dietro, coppe e spalle, lo suonava, sento sta divisione. Fantastico. Molto, molto amici, Che sì, poi sì. questa cosa tu un po' l'hai ereditata dal tuo maestro, perché vedo che tu come No, didatticamente sei e molto allora attivo. comunque andai da lui, Mm. quella mattina il mio amico mi presentò e io dissi, maestro, lui vorrebbe fare lezione con voi. E lui disse, ma io non c'ho posto. Ah. Che lezioni sì, ne faccio 6 il sabato e 6 il lunedì mattina, fino alle 2, perché poi il pomeriggio teneva il San Carlo e altre cose, insomma. E io dissi, no, maestro, voi mi avete pigliato, mi bisogna Comunque lui disse, vabbè, fai una cosa, vieni, assisti alle lezioni, non ti faccio lezioni, appena si libera un posto è il tuo. Mm. Comunque 2 volte ci andai, andavo lì a assistere, ma non capivo niente, tipo facevo vicino a Maurizio, ma che dai, ma che sono queste cose? E cromi, semicromi, capito? E lui disse, non ti preoccupare, poi Mm. capisci cosa va. Dopo 2 volte lui mi chiamò a casa e disse, oh, vuoi venire? Eh. Io andai al liceo, sono rimasto 5 anni e il quinto anno io dissi, maestro, lui disse, oh, tu hai finito, te ne devi andare. Oh, ma io sto qua perché mi ci imparai a insegnare con ma buia. E facevo lezione alle 8 Eh. e poi me ne andavo con lui alle 2, assistevo Seguivi alle le altre. 2. E così questa passione che mi ha pigliato, insomma, questo Mm. è stato il. Senti, io ho visto tra le tue prime esperienze, perché mi sono andato a vedere i dischi che hai registrato, ci sta questo disco che, cioè io non lo conoscevo, ma è bellissimo, Napoli Opera, Con Richie Evans. eh, che in pratica c'è un disco che è un all star del Napolitan Power, ci stanno tutti quanti, Sì, cioè tutti insieme in un solo disco, cioè ecco, questo è quando sai le occasioni della vita. eh, Io racconta, racconta. quando fino a qua un anno prima io non ero nemmeno ritenuto il batterista, cioè chi Mm. si pratica a bascio locale, cioè Però nessuno. già avevi fatto delle incisioni, già suonavi con cantanti anche di Napoli, immagino. Ho visto dei dischi No, no, precedenti. no, io stavo al Moulin Rouge, Ok, ok. chiaro? Mo ti faccio capire, ho Mm, fatto tutto con Scotti, mm, Scotti mi ha aperto la porta, ha mm, detto questo sei tu. mm, Lui mi ha aperto questa porta per far capire io chi ero. sì. Che cosa fa? Io avevo solo esperienza. Mm, Un anno di studio mi ha aperto. A un certo punto fui chiamato da fui chiamato io e Adriano, fummo chiamati da Rosario Ermano, il percussionista di Pino, mm, che ci disse io devo fare uno spettacolo al Teatro Cilea e vorrei che voi faceste parte, cioè come batterista e come tastierista, sì. come pianista. E così facemmo questo spettacolo. Dopo questo spettacolo, che erano venuti un sacco di musicisti a sentire al Cilea a Napoli, io ebbi una chiamata un giorno, era Fabrizio D'Angelo, Gianni Guarracino che è un chitarrista, Mm, non suona più, ma erano 2 fratelli.
che stavano organizzando questo Napoli Opera. Mm. Volevano radunare tutti i musicisti di Napoli in un solo disco. E io ebbi questa chiamata e dissi: ti farebbe piacere? Io dissi: sì, ma come avete avuto il mio numero, no? E disse: no, noi ci siamo informati, molti ci hanno parlato di te, che tu suoni giù ai locali, c'hai un tiro, c'hai un suono, a noi ci interessa. Dietro un appuntamento una domenica, tutti proprio per parlare, per organizzare. Bellissimo, sarà stata una reunion incredibile perché poi ho visto... Allora io lì trovai a Roberto Ciscognetti, no? Che faceva parte dei popolari all'epoca, ma Sì. aveva suonato pure giù al Moulin Rouge con Massimo Volta, perché loro suonano insieme da quando sono nato. E quando mi vide là, disse: "Oh, e tu che ci fai qua?" Fu bellissimo. Mi dice: veramente mi hanno chiamato, non sono venuto. E ci mettemmo a giocare sul rullante, che era un bobinca tanto doppio che nessuno mai l'avesse accattato, infatti fu accattare dopo 5 mesi. E comprai il rullante perché mi piaceva, col quale ho fatto il disco proprio con... Comunque, per dirti che ero ritenuto, sai, uno a buchista sono, ma non è, sai, quando ti vogliono un po' snobbare. Ma a me tutto questo non me ne è mai fottuto. Esatto. Io Ma quindi avevo la questo disco ha chiamata da segnato il tuo passaggio, diciamo, a sì, una... perché poi che da lì poi... ho cominciato a chiamare Daniele Sepe, Mm, altre band, quindi io mi alternavo quando potevo, perché il Moulin Rouge, per esempio, la domenica non suonavamo, tenevamo il giorno di festa, a meno che non ci sia una flotte, i 30 portaerei e cose varie. ok. Comunque, per dirti che si lavorava raramente la domenica e quindi approfittavo per andare a suonare con gli altri. Poi qualche volta mi sono fatta sostituire al Moulin Rouge perché mi interessava quello che dovevo fare e Mm. incominciai a registrare molto. Nell'80, dopo quel disco, io sono diventato turnista nello studio AITA, la Studio 7 a Santa Lucia, la Phonotype a Mezzocannone. E insomma, c'erano 3-4 studi che io ci lavoravo. Infatti era un lavoro tremendo perché la mattina alle 10 lo studio, a sera casomai ero tornato a casa alle 4 e 5 la mattina, però non mi interessava. Poi alle 8 e Quindi mezza ci saranno tantissimi altri brani in giro con delle tue sessioni di batteria che però non noi sono... quello che lavoravamo soprattutto erano per questi cantanti, non erano cantanti neomelodici. I Noi facevamo cantanti melodici per napoletani. dei maestri, non sapevo neanche i nomi dei cantanti. Mm, sì, ho Cioè, capito il tipo di facevo lavoro. e poi c'erano i turni. Il turno era 3 ore, dovevi fare 10 pezzi. Non ci stavano i click, già ma già stavano i click. Il maestro ti dava una traccia E ci deve suonare su. da lui o a pianoforte o a chitarra e infatti dicevo maestro ma qua sei spasato un po', non ti preoccupare, ci vuole una chitarra rude ci guarda la coppa. Per finire eh, di sfasare. eh, cioè se senti, io ho sentito dei lavori, vabbè ho lavorato per tanti di loro, poi Mm. dopo insomma logicamente buon gusto, ho fatto il primo disco di successo di D'Alessio, Scivolando verso A me, l'alto. per esempio, questo fatto che hai suonato anche con buon gusto mi colpisce perché poi tu sei conosciuto per avere un piglio rock, per essere pesante, metal quasi, e invece poi c'è buon gusto che è il crooner per antonomasia. Che suonavi con buon gusto? Le spazzole, le cose No, sue? no, se tu Eh, e metti Buon Gusto Tocchigno, eh? ci stanno dei concerti interi. Ma Bene, noi bene. eravamo musicisti, mo ti spiego chi eravamo. Il primo anno, 2 anni ho fatto, il primo anno solo Buon Gusto, il secondo anno Tocchigno e Buon Gusto. Mm. Il primo anno allora eravamo Nico Di Battista, non so se lo conosci. Nico Di Battista, che quello che ha fatto la DB Guitar,
mezzo basso, mezza chitarra. Vive a ma è qui di Bagnoli, dove tengo lo studio io. Ci conosciamo, lui è molto più giovane di me, ci conosciamo da una vita, abbiamo ottenuto pure un duo insieme, ci chiamava Vitico Taco, chitarra e batteria. Ma lui, che sono contemporaneamente, fa paura. Comunque lui ha fatto De Crescenzo, aveva scritto un pezzo per Mina, ha suonato con Salomon Park, ha fatto l'apertura dei Santana a Londra con Salomon Park. Comunque è uno a 360 gradi. Poi c'era Gianni Stocco al basso, primo contrabbassista oggi del San Carlo, che io chiamavo Guaglione, perché io in questo contesto ero so chiudo la luce che ero quasi più piccerino, no, sono sempre più grosso. Ma fa, gli anni passano, ma a me ne fotte. Gli anni stanno in coppa a destra, la capo è sempre che. Allora, poi che è successo? Ci stava Giorgio Savarese, c'erano due coriste, una di Monte Carlo e una di Modena, perché poi Fred... E poi abbiamo avuto pure come sassofonista, che purtroppo scomparso anni fa, Elia Rosa, come no? Elia Rosa di Torre Annunziata. Io sono molto amico dei figli. Ah sì? Mi fa piacere Infatti, citarlo. lo so, comunque è stato Elia che teneva un suono pazzesco. Lui ha suonato pure con Pino Daniele. Sì, è uno dei personaggi che ho intenzione di rivalutare perché è una persona che era molto forte e non ha avuto la giusta esposizione. Comunque, senti, invece, per non divagare, ti voglio dare un po' una linea, scusami, perché non ti voglio rubare manco tanto tempo. Come è stato poi che sei arrivato a suonare con James Senese e poi ai Napoli Centrale? allora, devi sapere che i locali americani chiusero Sì? e si incendiò un cinema a Torino e tu dici che c'è zecca. L'ho letta sta cosa, sì, vai. Uscì una legge che se i locali non avevano 3 uscite, perché si incendiò il cinema e morirono delle persone. Tra l'altro è super attuale questa cosa perché è successo da poco che c'è stato un grande incendio Sì, e quindi... eh, esatto, proprio perché non ci sono le uscite Mhm. adatte. Comunque all'epoca si incendiò sta cosa e tutti i locali americani ebbero proprio che stavano E sotto. non erano a no. Tenevano 2 uscite, Mm. dovevano tenerne anche una terza. Purtroppo non c'era e incominciarono a chiudere. Mm. Io mi trovai dopo 6 anni che insomma volevo riposare pure, perché hai capito, no? Ormai stavo registrando e cose varie, ero entrato nel giro e mio fratello Claudio, che è un manager del settore napoletano, chiamò tutto il gruppo per Mauro Nardi, Mm. che oggi si chiamano neomelodici, all'epoca erano i cantanti napolitani. E disse, e io non ci volevo andare perché dovevo andare con Bertè. Ebbi una chiamata e dice ti piacerebbe? Come no, come no. E mio fratello, che è un marpione del settore, disse ma dove devi andare? Non ti preoccupare, vieni qua, io ti faccio accattare a casa, cosa. E i ragazzi del gruppo che furono chiamati già da mio fratello dissero no, ma se non vieni tu non ci siamo manco noi. Mi convinsero e feci bene perché dopo 3 mesi Loredana Bertè sciolse il gruppo, sciolse la band, sciolse il tour, diciamo. E io, insomma, e sono stato con Mauro altri 5-6 anni. Ok. Ho fatto 3 tournée in America. Poi lavoravo, avevo più tempo per insegnare, per studiare, capite? Perché insomma è stato bello perché suonavo con i miei amici, ma le 3 tournée in America sono state stupende. Stiamo parlando che in America stavamo quasi un mese ogni volta. Però Bello, bello. limousine, sai, locali, cose, insomma, teatri, è stato bellissimo. Poi non è importante con chi suoni o che cosa suoni, l'importante è che quello che fai lo fai bene. Certo, seriamente, poi una cosa così Abbiamo professionale, fatto avete girato il mondo. il primo con Toto Cutugna alle spalle di Toto Eh. e Toto la sera ci chiamava sul palco per fare una quiz che riceve musicisti napolitani, facite paura, ma chi l'aveva sapere che noi venivamo in dei locali americani queste cose.
E poi abbiamo fatto la spalla il terzo anno con i Pooh, Mm. che era il 1989. Insomma, hai capito? Certo. 90. Facemmo sto tour che c'erano i Pooh come gruppo principale, sempre 20-30 giorni fuori. Quando tornai, ebbi la chiamata del manager di James dell'epoca, 1990, stiamo parlando fine anno, novembre, e mi disse ti farebbe piacere fare un tour invernale in Sicilia con James. Io dissi, vabbè, ma mi stai pigliando per i fondelli? Disse no, così e così. E così andai. Perché non ti sembrava verosimile, scusa? Eh? Perché non ti sembrava una cosa verosimile? Come mai? E per me James era un livello, eh, che ti devo dire? Troppo alto. No, troppo alto. Il manager mi conosceva come batterista, però troppo alto per dire non mi sentivo all'altezza. Non credevo di poter fare questo salto di qualità. Io sentivo James con i suoi brani, sai, vedevo questa musica Era un anche tuo dai riferimento locali comunque, americani. sì. Cioè lo ammiravi tu, ti piaceva, lo Sì, seguivi. ma mi piaceva, figurati. Però sai, quei pensieri che fai tu, Mm, ma io vedevo il suo batterista che per me era Franco Del Prete, capito? Poi ci sono stati altri, però lui ha fatto Napoli Centrale con Franco. mm. È grazie a questa che è nato il connubio musica e parole. Insomma, è chiaro? Sì, Nel senso che si sono messi insieme come noi diciamo Mogol e Battisti. Ecco, per quel genere, che era poi la rivoluzione, dove è nata poi la Napolitan Power. Qua sì. stiamo parlando proprio delle radici della Napolitan Power. Perché se James non avesse avuto il coraggio di sciogliere i showman, che poi non è stato lui, ma è stato Mario che se n'è andato, lui ha provato a fare gli showman 2, ma non ha funzionato nemmeno per un anno. E poi ha detto no, andò a sentire la weather report Eh, e rimase folgorato. certo. Questa è la musica che hai tenga hit, perché poi James era figlio americano e non è napolitano, quindi la melodia da un Sì. lato, ma l'etnicità e il jazz, il blues e quello che tutta la gente di colore ce l'hanno. Quando io spiego il swing ai ragazzi, tutti quanti dicono, maestro, ma la ma fa forza. Ma vedi che lo swing non è un jazz. Il swing è una cosa che in Europe noi ce l'abbiamo imparato. Mm, E anche nel funk c'è il swing. Cioè, capito? Non è questo modo di muoversi. Anche in Europe quando si muovono c'è sta swing, cioè significa un movimento, un'intenzione di quello che tu stai facendo. Non è solamente un tempo che tu usi in una pièce jazz, è nato fatto jazz. Il swing è un andamento. E tu poi sei rimasto nel Napoli centrale con James stabilmente fino Io poi sono agli ultimi stato concerti. il primo anno fino alla fine del 91, Mm, però me ne andai perché entrarono, cambiamo c'era Gigi, mm, c'era Savio Riccardi, insomma elementi, poi c'era una sezione di fiati, però poi in inverno loro andarono via e vennero altri bravissimi musicisti, ma non legavamo musicalmente. ok. No? Mi disse, Efrem, ma che sta succedendo? La sera non capisco più niente. Io dissi, Gem, non mi dire niente. Finito questo tour invernale me ne vado. Questo nel 91. Infatti finì e me ne andai e poi andai con buon gusto. Fui chiamato proprio da Nico Di Battista che ci conoscevamo e disse Frema fa buon gusto mi ha chiamato, gli devo fare il gruppo. Questo è, poi ho fatto questi 2 anni. Poi nel 94 lui mi richiamò, disse Freddy, uomini a fare questo tour estivo. Io avevo finito Fred ormai non ce la faceva più a fare questi perché eravamo molti di noi, un tour enorme. I tour di Fred duravano 60 ore.
cioè, capito? Mhm. Facevo Monte Carlo alla Sicilia, dalla Sicilia, però c'avevo un grande manager, Luciano Polito, che non c'è più, purtroppo mi dispiace, dice ogni tanto non c'è più, ma i tempi 70 anni, capito? Stiamo parlando che io ne tenevo 30, 35, Mm. sono passati più di 30 anni, è gente molto più grande di me. E Luciano Polito, che poi era anche il manager di Peppino Di Capri, Sì. organizzava questi tour. Tu a febbraio-marzo già tenevi tutti i dati all'estate, perché lui girava i vari posti dove poteva vendere gli artisti e diceva segnatevi le date e tu da maggio, da metà maggio a fine settembre già si picchini le date. E capito? Tornavi un paio di giorni, cambiavi le valigie, cagnavi i panni e partivano da voi. È un'organizzazione enorme. Comunque poi è finito là perché Fred non ce la faceva più, voleva tornare a fare, sai, lui è nato nei night club, quindi voleva tornare a fare le cose più tranquille, non sopportava più il basso, il suono. Dice no, ma è troppo forte, è meglio una tastiera, comunque tornai a fu piano bar. Però si prese un sassofonista, un chitarrista e un percussionista, insomma, un brasiliano. Comunque fece un'altra situazione. E io da lì feci il tour di nuovo con James, che mi chiamò nel 2000. Poi da lì finì il tour e passai con El Scobra Blues Band per 4 anni con Peppe Di Lucca Mm. di Peppo Blues. Ah, ok. Sono stati 4 anni fantastici. Tu pensi che facevamo dai 200-220 impegni all'anno? Sì, penso che vi ho sentito molte volte in quella formazione. Facemmo un disco, Living on the Road, che andò a ruba nei locali, lo vendevamo. Mm. Facevamo un bello spettacolo. Con me mi chiamai Gianni Stocco, che oggi è il primo contrabbassista del San Carlo, che all'epoca ha suonato con me con Fred Bongusto, insomma. E insomma mi faceva piacere di averlo con me perché è bravissimo. Poi lui suona tutto. E così siamo andati avanti. Poi lì ho fatto per 3 anni ho fatto Eddie Napoli, Mm. si era lasciato con Renzo Arbore, quindi era uscito dall'orchestra, fece un'orchestra sua e mi chiamò per fare pure il capo orchestra, ero io, ma eravamo 7, 8, 9 nuclei da quell'orchestra. Lui aveva ripetuto la stessa cosa. Comunque per 3 anni ho lavorato bene, il terzo anno me ne andai perché io so così, se non sto bene, ma non sto parlando dal lato economico, sto parlando proprio dal lato musicale, relax, divertimento, io non mi diverto. Se non mi diverto diventa una fatica, per me la musica rimane sempre un divertimento, che è diventato il mio lavoro, quindi lo vedo così. Nel 2003 fui invitato a sentire un concerto di James qua all'Arenile a Bagnoli. Lo andai a salutare perché non ci vedevamo da una vita. Lui fu molto affettuoso con me. Poi disse vicino al suo manager, disse rimane a mattina, mandami a Freddy a casa. Io il giorno dopo andai, fu bellissimo perché andai a casa sua. Tu pensi che io adesso abito vicino a casa sua, proprio nel suo parco, Ah, per ok. 2 anni che lui ha voluto che me ne andassi là. E quando mi affaccio al balcone c'è il suo murales che hanno fatto 3 anni fa e da qua c'ho il suo studio che purtroppo è chiuso Mm. perché siamo nello stesso parco. Io sto al quinto piano, lui stava al terzo piano del palazzo di fronte a me. Comunque, ma è un po' triste pensare a questa cosa, però purtroppo tutto nasce e tutto muore. Però lui rimarrà sempre in questa cosa. Comunque, per tornare indietro al fatto, andai a casa sua, mi diede questo CD e dice, mo parlo come lui, e lui si incazzava quando io parlavo come lui, ma io faccio sempre. E dico, Peter sta casa, siéntate di pezzo, impara a dire, rimane mattina, ma parti per la puccia. Comunque lo fai benissimo.
Comunque presi questo CD, venni qui giù, mi ricordo che era il mese di agosto, scesi qua, ma proprio da lui me ne venni qua e stetti fino alle 8, alle 9 di sera a studiarmi i brani. Il giorno dopo siamo partiti e da lì poi siamo stati insieme fino al 2016. Purtroppo per un disguido ci fu un litigio, più una ripicca da parte sua, e mi fece fuori. Ma non niente di musicale, niente. Delle cose sue private, non ci azzeccava niente. Sono entrati in un vortice di una questione che poi faccio e faccio, ma non lo dico qua. Quindi un disguido, per un disguido, diciamo così. Eh? Per un equivoco, ok, diciamo così. Ma, diciamo una questione con una persona sua, Mm. è come se dicesse sì, tu mi fai fa che si faccia questo. E io sono stato Vabbè, ok. vabbè, lasciamo stare. Sì, sì. Comunque nel 2019 Mm. mi richiamò prima l'agenzia e io per una settimana dicevo non ci voglio venire. E poi loro dissero ti chiamerà James. E ti posso dire solo questa cosa. Con buffai le parole quando mi perché il nostro rapporto era questo, cioè noi non ci mandavamo a dire niente ad altri. Tutto quello che ci dicevamo ce lo dicevamo perché noi siamo sempre zii. Io ho fatto tutti i Natali, tutti i Capodanni. La moglie voleva che io e la mia compagna stessimo sempre là con loro. Ci siamo messi sempre a disposizione e la gente che mi conosce lo sa. Cioè mi chiamava Freddy, mi presi James va venire alla presentazione lo disco mio e ti sto facendo dei nomi. Non avevano il coraggio di chiamarla e dice poi c'è rimane tengo a pigliare, mi ha pigliato un caffè, mi ha pure lo disco e già viene mi ha pigliato. Cioè, capito com'era il rapporto nostro? Eravate quindi proprio legati anche nella vita quotidiana, proprio visto che abitavate vicini. Questo Sono 2 anni che io la mattina prima di venire allo studio, lui purtroppo stava in dialisi dal 2017. Sì. Allora la dialisi la faceva il primo pomeriggio, la mattina passavo da lui e dicevo cioè serve qualcosa, no, i fremi serve niente, ma c'è a fare dialisi, ci sentiamo rimane a mattina. Ok, andavo la mattina, stavo lì, se me ne stavo andando, facevo, oh ma che fai come lo prevede, me ne ricetta nuova, statene a poco. Stava sempre solo. Comunque, va bene. Vabbè, giusto per chiudere, volevo chiederti, secondo te, rispetto a quando eri all'inizio della tua carriera, rispetto oggi, no? Napoli come situazione di locali, di suonare, offre delle possibilità maggiori o minori rispetto a quelle che ci potevano essere negli anni '80? No, no, è tutto purtroppo. Io faccio l'insegnante da 45 anni. Mm. Io questa cosa la spiego ai ragazzi. Dico ragazzi, voi oggi avete l'opportunità di studiare per una cosa al contrario. Io prima tenevo l'opportunità di suonare, ma non si sapeva cosa aveva studiato. Oggi studiare è facile, o ti iscrivi a un liceo o da un privato, o vai al conservatorio, studi, ti pigliano un titolo. A suona. Allora, vai in un locale, io non faccio un locale, sono anni e anni, sai perché? Non mi vado a svendere per 70 euro, 50 euro, oppure che la volta che diceva vieni, tronco 120 euro, non ci vado. Certo. Capite che voglio dire? Cioè, se io, James la pensava così, quando lui sapeva che un musicista che lui pagava, e sto parlando con le lire, ti dava 300.000 lire a sera, Mm. di tutto cosa. E poi andava, sapeva che avevi suonato in un locale per 50.000 lire. Certo. Lui sai che faceva? Ah, rimani in poi lungo 50.000 lire pure io. Diceva, mi hai capito che tu stai ascendendo un prezzo? Se noi andiamo in sul locale, perché gli capitò, andò a suonare a Bari e
il proprietario del locale dice: scusa, per James, posso farti una domanda? Ma chi che sta suonando in percussione? Quando orai? Dice James, ma perché? Perché chi sta venuto con un gruppo 10 e loro ci ha girato 1 milione di lire. Ma quando hanno guadagnato? Dice James, io ronco 300.000 lire a sera. Cioè, hai capito? Però tornando al fatto di suonare o non, e questa è la cosa, che oggi se trovi un locale che ti dà la continuità, come era il Moulin Rouge, che ti versa pure un contributo, allora tu, vabbè, lavoro, non so, 20 giorni al mese, mi mette il contributo e guadagna 80 euro a sera, per esempio. È uno stipendio, però. È una paga decente, ma sto parlando sempre per un giovane. Sì. Nello stesso momento ti mettono i contributi da parte, che non è facile oggi. Allora che succede? Ma se tu, perché al Moulin Rouge poi ti dico che io sono andato via, noi prendevamo 17.500 lire a sera, ma stiamo parlando degli anni fino all'85, dove come si chiama, un operaio guadagnava 350.000 lire al mese. Quindi Quindi 450, quasi 500, più e mazzette che potevano stare a sera, e più potevi fare delle cose la mattina, che facevo turnista, erano chille, tu pensi che 3 ore di turno erano 60.000 lire. Hai capito? C'era qualche maestro che ti dava 15.000 lire a pezzo, quindi se ne faceva 10 in un turno, erano 150.000 lire, cioè giravano, perché la musica girava. Oggi, a parte le produzioni elettroniche che si fanno a casa, gli studi erano sempre impegnati, perché uno che pigliava uno studio lo pigliava un mese. Queste le produzioni nascevano lì. E i pezzi si potevano fare solo negli studi. Sì, bravo. Mo che cosa succede? Il fatto dei locali. Io ho allievi che sono pure bravi, alcuni stanno già inseriti. Io ho la fortuna, e lo voglio anche dire, di aver trovato degli allievi stupendi. Tu forse conosci Francesco Corvino. Come no? Certo. E non c'era, tu sai, Sì, no, lo conosco molto bene. Oggi è un batterista di Bocelli, e Anna Ox, la fatto l'ire Dio. Poi è uno preparatissimo, sono 3-4 strumenti. Ha fatto il conservatorio classico e la batteria la studiava con me. Poi io, chi ci sta? Vabbè, a parte mio figlio Fabio che sta con Franco Ricciardi, ma poi abbiamo Roberto Perrone che sta con Bennato, Marco Caligiuro che sta con Gragnanil, Gianni Schiattarella che poi sono sciolti, ma era un batterista dei Foi, un gruppo napoletano. Poi chi c'è sta più? Andrea De Fazio che ha fatto Nucunea e Mossa Tropico, cioè i batteristi tengo, Emiliano Franco che è in Spagna, Emiliano Barrella che è del Cama, è un jazzista, sta sempre fuori a Fetur con vari jazzisti, poi stanno quelli nel commerciale che sono più conosciuti, c'è sta Ivano Pet che stanno c'era, è conosciuto, un bacione a Ivano, gli voglio ma, bene. Matteo e Spot, ognuno di loro si è trovato la loro dimensione, facciamo i matrimoni, facciamo questo, ma lavorano con la musica. È chiaro. Mario Romeo, questo nuovo talento ventenne che sta con Sannino da quando aveva 17 anni, ma mo già suonato con che Pechegna a Milano, cioè hai capito? Ma che sta emergente, cioè nel senso che chi sta destinato a fare a strade e bidog, hai capito? Quindi si può dire che sei un caposaldo del Napolitan Power da tutti i punti di vista, secondo me, dopo questa conversazione. Come Allora io artista, come didatta e come persona, anche per la disponibilità che hai dato a me per questa intervista e per il brano che abbiamo realizzato insieme, che poi ne parleremo con il pubblico per bene, lo lanceremo a modo, vedrete. Veramente grazie, è stato veramente un piacere parlare con te oggi.
e conoscerti in questo modo. Piacere è sempre mio perché voi mi avete dato l'opportunità di mettermi in discussione. È detto dai miei allievi, mi hanno promosso. Bene, anche promossissimo. Sentitelo il pezzo che uscirà perché è bellissimo. Fede mi ha fatto una batteria fantastica. Va bene, per il nostro pubblico io vi saluto. Fede, rimaniamo un attimo un secondo vicino, ci salutiamo da vicino e grazie a tutti per l'ascolto e ciao.